all'inizio è stata un po' l'equilibrio, poi dopo abbiamo preso in mano la partita e effettivamente l'abbiamo gestita sempre noi. E dominarla non mi piace come termine, però effettivamente oggi è andata un po' così. Siamo stati poco incisivi negli ultimi 20 metri. Sappiamo che dobbiamo migliorare da quel punto di vista. È tantissimo dover pensare solo a quegli ultimi 20 metri, vuol dire che i ragazzi fanno tantissime cose positive. Non possiamo fermarci a questo perché, come è successo a Empoli, come è successo a Pescara, è successo anche oggi, con prestazioni così altre squadre vincono. Noi ad oggi non riusciamo a vincere con prestazioni così e quindi dobbiamo continuare e migliorarci. Dico una cosa, se mi permettete, ho sentito un po' di mezzi mugugni, in tribuna qualcuno c'è, meritano di essere incitati. Se c'è qualche problema o qualcosa le responsabilità me le prendo io, però siamo una squadra giovane, la più giovane della categoria, facciamo partita con tutti. Oggi abbiamo dominato contro una squadra forte che vuole arrivare nei playoff, che ha giocatori forti, Vidaluì, Ragusa, sono giocatori forti per la categoria. E non dobbiamo togliere niente. Io ho detto, forse proprio a te ieri, non dobbiamo disperdere. Se iniziamo così disperdiamo. E hanno bisogno di spinta, una spinta dei ragazzi nei momenti un po' così. Io capisco il trascorso, capisco che guarda la classifica ora uno possa aspettarsi di più, ma siamo partiti a luglio sapendo che eravamo in C, ci hanno riammesso e dobbiamo meritarci la categoria. E i ragazzi lo stanno facendo alla grande. Sappiamo che non ci può bastare, perché quando giochiamo bene pareggiamo in casa, e quando facciamo un pochino meno bene non viene il risultato e quindi sappiamo che dobbiamo migliorare. Però vorrei che da fuori ci fosse sempre una spinta. So che non è facile, però non è un caso se quando loro sono rimasti in 10 abbiamo fatto un pochino meno bene e il rammarico è che loro siamo rimasti in 10 perché realmente siamo stati meno incisivi e più frettolosi, più ansiosi, perché anche i ragazzi sentono un po' il peso di giocare in casa e non riuscire a vincere, e magari una spinta in meno perché 10 contro 11 giustamente la gente si aspetta che il Venezia vada in vantaggio per quello che sta facendo, lo capisco, so che non è facile. Però per una squadra così giovane non è facile neanche questo. E quindi se si crede tutti nello stesso obiettivo bisogna spingere e spingere fin quando ci si crede, altrimenti bisogna farsi da parte. Noi ci crediamo tantissimo e siamo convinti che questa è la strada giusta e lo stanno dimostrando. Ovviamente dobbiamo imboccare l'autostrada, ora siamo lì per entrare in autostrada ancora, però dobbiamo imboccarla e metterla a sesta. Senti, tu le hai un po' anche provate tutte, perché poi soprattutto ho visto Zigoni, ho visto Boccalonge, comunque la squadra è a trazione anteriore, però alla fine c'è quel palo di Mariano, poche occasioni vere di ma voi sapete benissimo che quando una squadra rinuncia a fare la partita, e lo Spezia alla fine ha rinunciato, ci ha concesso un po' di più, fin quando era in parità numerica. Poi dopo, quando è andato lo Spezia, si è ritrovato in inferiorità, si è messo in area di rigore, è ripartita. Giocatori che in ripartenza possono far male anche 1 contro 3, perché sono giocatori veloci e bravi 1 contro 1, e siamo stati bravi a limitarli sempre. Non siamo stati tanto bravi a creare, ma tante volte queste partite, quando si mettono così, si sbloccano su una situazione. Noi abbiamo preso il palo, non dimenticatevi, nel primo tempo Di Mariano è arrivato a tu per tu, e Di Mariano ha preso la palla, e il portiere ha preso Di Mariano. Ma ci mancherebbe, non sono qua per far polemica, perché ho detto anche all'arbitro, l'errore ci sta, sbagliamo tutti, sbagliano anche loro, ma questo non è un problema. Però se bisogna fare l'analisi non bisogna dimenticare quello, nel senso la gran parata del portiere, che in realtà non doveva neanche essere in campo, però nel senso io sono molto orgoglioso, e lo dico con la O maiuscola, di quello che hanno fatto oggi i ragazzi. Non ci basta, non basta a me, ma credetemi non basta neanche a loro, perché hanno tutti affranti. Però dobbiamo spingerci e crederci, perché già sabato abbiamo un'altra partita, poi dopo sabato ne avremo un'altra, e noi vogliamo cercare di dare continuità, sapendo che per noi è difficile, perché in casa ci affrontano ripartendo, fuori casa magari le squadre sfruttano il fattore campo
e anche a Castellammare sarà difficile e quindi dobbiamo sopperire con quello che abbiamo, lo stanno facendo bene, ora dobbiamo metterci qualcosa in più. Appunto ho chiesto l'aiuto, ma c'è sempre l'aiuto dall'esterno, io per primo lo sento, capisco anche un po' di rammarico durante la partita, però a fine partita tiriamo fuori anche dall'esterno quello che uno ha, però durante bisogna spingerli perché, ripeto, squadra giovane che ha poca esperienza e ha bisogno di che la gente da fuori abbia fiducia in loro.